Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Elettroshock ITS, opportunità in corso. Questo è il titolo della trasmissione di questa sera. Ci torniamo sopra al tema degli ITS. Perché? Perché naturalmente rappresentano una grande opportunità per i nostri ragazzi, quelli che finiscono le scuole superiori e guardano con anche una certa oppressione in questo periodo al mondo del lavoro. Eppure gli ITS hanno un grandissimo pregio, quello di formare quelli che sono i super periti in tantissime materie, in tantissime discipline. E in più c'è un altro lato molto positivo, che questi ragazzi trovano immediatamente lavoro. Spesso, prima ancora di ottenere il diploma, sono già stati attenzionati dalle aziende dove peraltro svolgono delle sedute, degli stage, dei tirocini, e quindi riescono anche nel loro percorso di crescita professionale anche a mettere le mani in pasta, possiamo così dire. Questo è molto importante perché gli ITS danno anche questa opportunità. Sul nostro territorio ce ne sono 4 diversificati che danno un grande ventaglio di scelta. Noi parleremo proprio con i referenti di questi 4 ITS questa sera, proprio per dare queste opportunità, raccontarle in maniera importante ai ragazzi, a quelli che ancora non lo conoscono, alle loro famiglie, per far vedere che c'è un'alternativa all'università e appunto si chiama ITS. Io vi presento subito gli ospiti di questa sera, a cominciare da Paolo Santin, che è il vicepresidente dell'ITS Alto Adriatico. Buonasera Santin. E buonasera anche a Bruno Zvek, che è il direttore generale dell'ITS Accademia Nautica dell'Adriatico. Buonasera a tutte e Buonasera a a Gianfranco Marconi del MIZ e condirettore del Centro Ricerche Danieli. Buonasera. Buonasera anche a Mauro Tomasini, direttore dell'ITS Volta. Buonasera a tutti. Ecco, questi sono gli ITS che sono sul nostro territorio. Naturalmente gli ospiti ci racconteranno anche quelle che sono le novità, perché da poco sono partite le selezioni, stanno partendo, ci sono tanti corsi in arrivo. Allora noi però, per cominciare, vi facciamo vedere in questo servizio quella che è la galassia ITS. Vediamo. Gli istituti tecnici superiori sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post-diploma. Nascono da una precisa richiesta del mondo produttivo che ha bisogno di figure professionali con nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche necessarie per promuovere i processi di innovazione aziendale. Istituiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, sono gestiti da fondazioni. Per accedere agli ITS è necessario essere in possesso di un qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado. I percorsi formano i giovani alla conoscenza e valorizzazione dei risultati della ricerca e garantiscono in uscita un inserimento rapido nel mondo del lavoro. Il sistema degli ITS in Friuli Venezia Giulia registra a 12 mesi dal conseguimento del diploma la percentuale media di occupazione dell'87% con un picco del 100%. Nella nostra regione si contano 4 fondazioni. La Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy, MITS, con sedi didattiche a Udine, forma tecnici per il sistema meccatronica, aeronautica, agromeccanica di precisione e agroalimentare. La Fondazione ITS Alessandro Volta per le nuove tecnologie della vita, con sede didattica a Trieste, forma tecnici richiesti dalle aziende bio-high-tech. La Fondazione ITS per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ITS Alto Adriatico, con sedi didattiche a Pordenone, Udine e Trieste, uno dei 3 istituti tecnici superiori in Italia ad avere un orientamento specificatamente informatico. La Fondazione ITS Accademia Nautica dell'Adriatico, con sedi didattiche a Trieste, Pordenone, Gorizia, che forma professionalità richieste dal comparto marittimo e logistico. Il percorso formativo degli ITS è diverso ed alternativo rispetto a quello universitario. È basato su contenuti tecnici specifici affrontati sulla base di casi reali in maniera operativa. Negli istituti tecnici superiori si impara facendo e si privilegiano metodologie learning by doing, quali simulazioni, esercitazioni, project work obbligatori, lavoro in team. La durata del percorso è biennale, con un monte ore complessivo di 2000 ore, di cui almeno il 30% di stage in azienda. Il corpo docente proviene per almeno il 70% dalle aziende, dal mondo della libera professione e ricorre a metodi e tecniche usati anche in azienda. Al termine del percorso si ottiene il diploma del MIUR di tecnico superiore.
Questo quindi il quadro degli ITS, naturalmente voi 4 rappresentate le fondazioni, anche il sistema degli ITS, lo dice già il nome, insomma fate squadra. Parto da SVEC, dall'Accademia Nautica dell'Adriatico, insomma un'occasione importante per i nostri ragazzi da sfruttare, ecco, anche per quanto riguarda il vostro settore. Certamente sì, e devo anche dire in premessa, al di là delle attività nostre, ma il sistema ITS Friuli Venezia Giulia è piuttosto strutturato, e anche in questo periodo molto difficile in cui imperversava il Covid siamo riusciti a mettere a fattor comune le esperienze fatte, eccetera. Dico una su tutte, che speriamo sia ormai conclusa, e cioè tutte le attività a distanza, la famosa DAD. Noi siamo riusciti, tutte e 4 le fondazioni, con investimenti non banali, a dare un servizio che era sicuramente superiore alla media di quello che è stato il servizio nel Paese. È chiaro però che non è la stessa cosa che in presenza, quindi come le famiglie, le ragazze e i ragazzi sapranno, si parte in presenza anche per quanto riguarda le nostre realtà. Ovvio, adesso c'era la conversione in legge del decreto legge 111, dove verranno riprese anche per l'ITS alcune indicazioni, e credo, questo è bene dirlo per chiarezza, che anche per gli studenti sarà richiesto il Green Pass. Assolutamente sì. Questo ci consentirà di lavorare con più tranquillità e di fornire prestazioni ancora migliori. Registro però che nella media, da quanto ne so, gli indici occupazionali non sono stati mortificati più di tanto neanche durante il periodo del Covid. Peraltro, quello che diceva lei è verissimo, c'era una richiesta enorme di tecnici in tutti quanti i settori che noi rappresentiamo. C'è una cosa di cui poco si parla, non so perché, ma stiamo crescendo dal punto di vista economico a un ritmo del 5% di PIL, che è una cosa notevole e che è prevedibile anche con la fine dello smart working nel sistema pubblico, che avrà un ulteriore incentivo di un altro 2%. Questo significa che ad attività che riprendono alla grande ci sarà bisogno di... Peraltro sono attività che non sono fermate, penso in questo caso all'Accademia, per dire tutta la parte logistica, ferroviaria eccetera, il porto di Trieste non soltanto non ha calato i traffici, fondamentalmente per infrastrutturazioni ferroviarie, ma addirittura li ha aumentati in pieno periodo Covid, quindi opportunità di lavoro ci sono. Cos'è che spiace, e spiace a tutti noi, e ho sentito che spiace anche lei, che uno può decidere di aderire a un profilo professionale piuttosto che un altro, a un percorso piuttosto che un altro. Vero è che per scegliere la condizione fondamentale è quella di essere informati e avere a disposizione le informazioni. Purtroppo così non è stato in questi anni in Italia, quindi anche qui approfitto. Venite, per quanto riguarda noi, sul sito accademianautica.it, ma su tutti quanti i siti delle altre fondazioni o sul sito del sistema ITS FUG che può indirizzarvi, e cercate di farvi un'opinione fuori dai pregiudizi, sapendo che la gamma, come diceva il nostro illustre ospite, non è infinita, perché nulla al mondo è infinito e noi, essendo fatti di carne e sangue, siamo finiti anche noi, però noi quest'anno proporremo 20 corsi nuovi. E dopo quindi cominciamo a entrare anche nel dettaglio di quello che farete ognuno per la propria parte. Marconi, questa ricerca che sottolineava anche SVEC, quasi ossessiva possiamo dire, delle aziende che hanno infinito bisogno, adesso che il lavoro c'è, i soldi ci sono, è incredibile, tra virgolette, che manchino quegli operai specializzati, quelle figure capaci di trasformare questo rimettersi in moto dell'economia ancora in un modo maggiore, ecco, questo lo verificate? Sì, questo è assolutamente vero, considerando anche il sistema Friuli che sicuramente soffre della Friuli Venezia Giulia, soffre della mancanza di persone, industrialmente stiamo crescendo, però mancano le risorse. Vorrei dire che questi corsi sono fortemente qualificanti, non stiamo parlando di operai specializzati, ma di tecnici avanzati che sono in grado di gestire le tecnologie più evolute. È assolutamente un'alternativa reale a un percorso di tipo universitario. Diciamo che i ragazzi qui imparano facendo, quindi facendo attività di laboratorio. Per noi i laboratori sono fondamentali,
Infatti se andate sul sito del MIZ potete addirittura visitare in maniera virtuale il laboratorio, quindi i ragazzi possono rendersi conto di quelle che sono le attrezzature a disposizione. Possiamo dire che ci sono attrezzature talmente specializzate che in tante aziende non ci sono. Sì, per esempio c'è una certificazione che viene fatta sulla robotica, perché nel laboratorio al momento abbiamo 3 robot, di cui 2 co-robot che sono robot collaborativi. Ultimamente è stato inserito anche quello che viene chiamato AGV, che sono i mezzi autonomi che si muovono all'interno degli stabilimenti per addestrare i ragazzi, quindi c'è tutta un'attività di preparazione all'inserimento nell'industria, nell'attività lavorativa, che si basa sul toccare con mano, sull'imparare direttamente facendo. E questo ovviamente è totalmente alternativo all'università, non è in contrapposizione, ma permette in un percorso di durata abbastanza limitata, perché stiamo parlando di 18 mesi, i ragazzi cominciano a lavorare, a entrare nel TS a ottobre, e nel luglio dell'anno successivo, poi dei 2 anni dopo, possono entrare, diciamo, già in azienda. E normalmente succede così, cioè sono ragazzi che escono dall'ITS e entrano nelle aziende. E lì ci rimangono, per fortuna. E lì ci rimangono perché chiaramente poi hanno possibilità di percorsi di carriera molto interessanti, anche di responsabilità all'interno. Vedremo anche successivamente, credo, delle testimonianze in questo senso, ma io parlo anche per la realtà in cui opero io, che è la Danieli. I ragazzi vengono inseriti, sicuramente hanno un percorso interessante, che gli permette di realizzarsi professionalmente e anche di ambire di posizioni di livello all'interno dell'organizzazione aziendale. Ecco, quindi assolutamente, diciamo, è un'opportunità interessantissima. Tra l'altro poi stiamo lavorando anche per il discorso dei crediti formativi con l'Università di Udine. Abbiamo già 52 crediti riconosciuti dall'Università di Udine, stiamo lavorando per ampliare, per mettere in condizioni i ragazzi di poter acquisire ulteriori crediti in modo da raggiungere la laurea triennale, certo. E questo potrebbe essere, diciamo, un ulteriore step che uno può fare, per esempio, lavorando. E come diceva prima, non è che una cosa esclude l'altra, accennava anche al fatto che, insomma, vedremo in questa trasmissione anche proprio i laboratori, proprio quelli che sono i corsi, i ragazzi, quello che fanno, e lo faremo tra poco, subito dopo la pubblicità. Rieccoci in compagnia di Elettroshock, parliamo del sistema ITS, questa grande opportunità per i ragazzi dopo il diploma. Abbiamo visto numeri importanti sul fronte della formazione, ma soprattutto sul fronte dell'occupazione. Cominciamo quindi a entrare un po' nella galassia, nell'universo di queste singole fondazioni. Lo facciamo con l'ITS Alto Adriatico, vediamo a Pordenone che cosa si studia e come si studia. Vediamo. Imparare a creare modelli di sviluppo tipici dei grandi colossi delle telecomunicazioni. È ciò che avviene all'interno dell'ITS Kennedy di Pordenone, la scuola di eccellenza biennale post-diploma, in cui si preparano informatici destinati a diventare risorse strategiche per le aziende. Sono gli esperti di Service Design, uno dei percorsi più all'avanguardia proposti dalla Fondazione Kennedy, in cui si insegnano nuovi modelli di sviluppo. Si tratta sostanzialmente di cambiare un punto di vista nel passare da un approccio alla progettazione di sistemi digitali e non, guardare il punto di vista dell'utente, le sue interazioni anche in momenti di contatto diversi con l'azienda e i sistemi, e quindi progettare interfacce, sistemi e servizi che facciano il più possibile fronte a quelle che sono le effettive esigenze. Del percorso di studi, gli studenti sono chiamati a confrontarsi pragmaticamente col mondo aziendale. Lavorano in team su specifici casi aziendali, come accaduto nella sessione di lavoro imperniata sul case history della friulana Abaco Viaggi, agenzia di viaggi e tour operator che fornisce mediamente 35.000 viaggiatori all'anno a servizio di un network di circa 300 agenzie. Abbiamo fatto tutto quanto il percorso di progettazione per cercare di porre delle nuove proposte, delle alternative al sito che loro adesso stanno utilizzando. Ci basiamo molto sul loro cliente bersaglio. Abbiamo applicato svariate nuove tecniche, nuove nel senso nuove per noi naturalmente, tecniche di lavoro in gruppo. Questo è stato uno dei passaggi che abbiamo fatto, ad esempio. Quindi ci siamo ritrovati a strutturare tutto quanto il percorso
che un cliente fa quando va a magari prenotare un viaggio con la Bacco Viaggi. Inizi ad esaminare le azioni, gli eventi che succedono, il genere di domande che si pone il cliente. Un settore, quello turistico, che necessita di innovarsi e rinnovarsi. Diciamo che quest'anno ci ha messo di fronte a molte sfide l'intero settore del turismo tra gli altri settori e abbiamo deciso di impiegarlo lavorando su un rinnovamento del paradigma, della modalità di scelta degli itinerari, della modalità di proposizione proprio di tutto il nostro prodotto al comparto. La collaborazione con la Fondazione Kennedy è stata importante perché ha fatto cogliere, anche nei lavori che hanno presentato i ragazzi oggi, un cambio vero di paradigma e hanno colto quello che è l'assistenza al viaggiatore che danno l'agenzia viaggi e il tour operator, non come fornitori di servizi ma proprio come co-creatori di esperienze. Noi operiamo in un settore dell'ICT che è in continua evoluzione e quindi dobbiamo mantenere il passo non solo in tecnologie come abbiamo visto ma anche in contenuti e in filosofie applicative estremamente innovative. Quando i ragazzi poi si presentano in azienda portano tutto questo bagaglio di conoscenza, magari anche in quelle aziende non prettamente ICT dove le tecnologie informatiche non sono ancora conosciute, portando innovazione, portando nuove possibilità. E semplicemente aprire questo nuovo panorama fornisce all'azienda nuova possibilità di business e i nostri ragazzi sono portatori di possibilità di business. Ecco dunque queste le esperienze, quanto si sta facendo a Pordenone. Avete visto questo servizio, l'abbiamo registrato qualche tempo fa proprio in occasione di questo case history con la Bacco Viaggi. Allora vedevate il nome Kennedy, oggi si chiama ITS Alto Adriatico. Santin, lei vicepresidente, insomma c'è stato anche questo cambio di nome per un sistema anche forse più ampio in questo caso. Sì, il nome ha un'importanza in quanto ovviamente siamo molto contenti delle origini che erano nella scuola superiore Kennedy di Pordenone, è stato uno dei promotori della nascita di questa nostra iniziativa che appunto si chiama Kennedy e ha avuto un ottimo ruolo negli anni passati. Abbiamo deciso poi di cambiare nome per due motivi prevalentemente. Uno, per non ingenerare confusione e non limitare la visione dei ragazzi, in quanto tante volte veniva percepita come una semplice prosecuzione del Kennedy superiore e sembrava che quasi fosse destinato solo ai periti informatici che uscivano da lì. Così non è, come avete ben spiegato anche nel video di introduzione della serata, è importante, è necessario per accedere a qualunque ITS un qualunque diploma di scuola superiore. Quindi io stesso vedo anche come impresa, visto che da sempre siamo partner e ospitiamo stagisti, poi li assumiamo anche, come ricordava correttamente prima anche il collega Bruno Zec, è appunto fondamentale che ci sia questa apertura e quindi la possibilità di far capire a tutti i ragazzi che non è necessario avere un diploma di informatica, ma l'importante è appassionarsi a quelle materie che vengono programmate e proposte. Il secondo motivo invece è collegato a un ecosistema che è nato, tutti gli ITS hanno un comitato tecnico-scientifico che produce i programmi, come anche questo veniva ben spiegato nel video introduttivo, e sono programmi di studio molto collegati alle vere necessità del tessuto industriale e produttivo. C'è stata nei mesi scorsi, come avrete visto tutti, un'evoluzione anche del sistema confindustriale della nostra regione, quindi già una prima aggregazione molto importante. La LEF, che è la fabbrica modello di San Vito Tagliamento, fa parte di questo ecosistema, il polo tecnologico di Pordenone fa parte di questo ecosistema e non a caso tutte queste realtà importanti che collaborano in maniera molto vicina fra di loro hanno assunto la denominazione Alto Adriatico proprio per dire non solo dove siamo geograficamente ma soprattutto che fanno parte di un ecosistema che collega formazione, ricerca, innovazione e ovviamente produzione. Ecco, da imprenditore, lei è tra i fondatori di Tempestive, che ragazzi si vede arrivare? Insomma, lo ha accennato prima, ma insomma il livello di preparazione con il quale arrivano in azienda, perché lei ha anche l'altra faccia della medaglia, questi ragazzi, quanto è elevato? Il livello è decisamente buono, sia per, come spiegavo prima, per come vengono formati i programmi, tant'è che c'è chi è qui da più anni di me e ha ruoli importanti, resiste anche a iniziative e fa pressione anche a livello nazionale perché i programmi restino locali, restino dettati dalle vere esigenze dei territori, soprattutto dei settori più che dei territori, perché non ci chiudiamo a necessariamente chi viene si diploma qui deve lavorare qui, perché devono essere bravi. Certo. E si vedono però delle persone che hanno
ha avuto la possibilità di lavorare subito su argomenti pratici, su tematiche concrete, in quanto si parlava del 30% minimo di ore fatte in stage in azienda, non è lo stage quello che tante volte si descrive antipaticamente di fare le fotocopie, fare il caffè, le fotocopiatrici. Lì si lavora sul serio, no? Ma si lavora sul serio. Moltissime aziende, io lo vivo anche direttamente, mettono i ragazzi dopo poche settimane del loro quasi 40% del tempo di stage già nei team di produzione. E devo dire che avvengono delle cose molto interessanti, perché veramente in pochi giorni riescono a entrare nel sistema di produzione, capire anche le tematiche di sviluppo vere del software. Il software è un tema molto vasto, quindi anche qui varie specializzazioni, ma imparano subito anche la metodologia di lavorare in team, in squadra, per produrre effetti concreti. Mi viene da dire che quasi la vera università, ma insomma quasi alla pari dell'università, sia proprio il lavoro in azienda. Tante volte l'azienda è la vera università, soprattutto dei vostri tecnici. Un'altra cosa bella è che voi siete in territori diversi, però riuscite ad accogliere, chiaramente specializzandovi, anche i ragazzi degli altri territori, per cui a Trieste arrivano quelli di Pordenone, a Udine arrivano quelli di Gorizia, eccetera. Insomma, anche questa è una cosa sicuramente importante. Andiamo alla scoperta di un altro ITS, che è l'ITS Volta, e lo facciamo con questo servizio, vediamo. Ah, ma sei qua, Giovanni? Ti ho cercato in tutta la Fondazione Volta e guarda dove ti sei infilato. Ma dove siamo qui? A fare i raggi. Giovanni, studente del corso TAB, secondo anno, giusto? Anno, allora, Giovanni, che cosa ti ha spinto a iscriverti? Poi ci parlerai anche di che cos'è questa roba qua. Che io sono stato un alunno all'Istituto Tecnico Volta di Trieste, quindi sono già venuto fuori come tecnico, e devo dire che se mi trovo qui all'ITS lo devo anche ai miei professori che insegnano e hanno aiutato e contribuito all'ITS come insegnanti. E quindi, Giovanni, è esattamente come te lo aspettavi, oppure hai avuto qualche sorpresa, magari anche qualche sorpresa positiva? Devo dire che avevo alte aspettative che sono state esaudite. Infatti mi aspettavo di trovarmi immerso completamente in un ambiente che il più si poteva avvicinare appunto ad un ambiente ospedaliero, e mi pare che ci siano riusciti molto bene. Questa è solo una piccola parte di quello che abbiamo qui all'ITS, c'è tanto altro. Quindi, Giovanni, dove ti vedi tra un paio d'anni? Cioè, hai già le idee molto chiare su quello che sarà il tuo futuro? Tra un paio d'anni mi vedrei sicuramente inserito, se non in un ambiente ospedaliero, sicuramente in ambito sanitario, in quanto la formazione che riceviamo qua è altamente specializzata e di grande valore. Adesso da febbraio a maggio svolgeremo lo stage. Io personalmente resterò qui nelle di ricerca presso la Servernet, che è un'azienda che tratta dati medicali. Se non altro avrò l'opportunità di chiarirmi le idee su cosa andrò a fare e dove andrò a lavorare. Devo dire che i corsi ITS sono di grande valore, infatti mi trovo già inserito in ambito sanitario, già lavoro, questo lo devo appunto ai corsi ITS. Giovanni, se dovessi individuare, diciamo, un paio di punti di forza dell'ITS o del percorso TAB nello specifico. I punti di forza dell'ITS sono senz'altro la capacità di immergerti nell'ambiente in cui un giorno potresti lavorare. Infatti abbiamo diversi macchinari gentilmente regalati dagli ospedali, abbiamo docenti molto formati, docenti che lavorano appunto nell'ambito sanitario e che sono capaci di spiegare le cose dal punto di vista pratico e non solo dal punto di vista teorico come siamo abituati a studiare. E adesso, Giovanni, per concludere ti chiedo: perché consiglieresti di scegliere un ITS o il percorso TAB, o per chi è più indicato secondo te? La consiglierei perché sono 2 anni molto intensi che riescono a darti l'opportunità di prendere e toccare con mano quello che un giorno potrebbe essere il tuo lavoro dal punto di vista tecnico. Infatti qua abbiamo smontato tutto quello che potete vedere e la conosco praticamente a memoria. Quindi, se non altro, se fuori da una scuola superiore non si ha le capacità o la voglia o l'intraprendenza di cominciare un percorso universitario, i corsi ITS sono una soluzione, in quanto puoi ottenere grandi risultati appunto in solo 2 anni ed essere già inserito nel mondo del lavoro ed essere indipendente, che è una delle cose più importanti secondo me per un giovane. Ecco, direttore Tomasini, sicuramente l'attenzione giocoforza insomma in questi mesi si è spostata molto in ambito sanitario, sicuramente chi aveva l'ambizione, come il ragazzo che abbiamo sentito in questo filmato, trova in voi assolutamente un'elevata qualità.
Ecco, sicuramente avete risentito di questo fatto, anche insomma, diciamo, la pandemia. La pandemia ha evidenziato chiaramente l'importanza del sistema sanitario, ovviamente, e in particolare anche della tecnologia, che è estremamente permeante nell'ambito sanitario, è molto complessa, è fondamentale garantire che questa tecnologia venga utilizzata al meglio, quindi con efficacia, efficienza e sicurezza. Questi compiti vengono espletati normalmente dai servizi di ingegneria clinica, nei quali opera sia l'ingegnere clinico che ha formazione universitaria, ma soprattutto il tecnico biomedico. Questo è un esempio, diciamo, dei tecnici biomedici che vengono formati da noi. C'è molta richiesta, diciamo, proprio il Covid ha diciamo, dimostrato la necessità di investire di più in sanità, e quindi sia il PNRR che diciamo, le risorse nazionali prevedono ampliamento dei posti di terapia intensiva, quindi con tutte le dotazioni di apparecchiature, ampliamento e sostituzione di grosse tecnologie, e questo porterà un aumento ancora della necessità di tecnici, che fra l'altro, vorrei ribadire, il ragazzo parlava della richiesta del mondo del lavoro. Noi abbiamo finito gli esami meno di un mese fa, diciamo a fine luglio, e praticamente già metà di questi ragazzi lavorano, quindi dopo un mese, nonostante il periodo di Ferragosto, già hanno lavoro, quindi questo dimostra che c'è molta richiesta, molta necessità di queste figure. Le aziende se ne erano accorte ormai da tempo, ma in questo caso anche il mondo della sanità, con quello che è successo, si è accorto di quanto sia importante non solo avere figure specializzate, ma anche averne tante, perché si sono accorti che i numeri servono. Sì, ma anche il fatto che non serve solo avere attrezzature, bisogna garantire che queste attrezzature siano ad alto livello e ben tenute. E che ci siano persone che le sappiano utilizzare, perché quindi altrimenti il personale sanitario deve avere, diciamo, a sua disposizione degli strumenti che gli consentono di ottimizzare diciamo, la prestazione sanitaria. Un'altra cosa che vi accomuna naturalmente è che comunque il personale docente è tutto di altissimo livello. Sì. Vale anche per voi? Anche per noi abbiamo appunto anche il 70% diciamo, dei docenti che provengono dal mondo dell'industria, mondo privato, e questi seguono già nei 2 anni diciamo, il percorso di questi studenti, li vedono dal punto di vista pratico, perché noi, come dice il ragazzo, abbiamo praticamente un piccolo ospedale al nostro interno. È stato creato un ospedale con apparecchiature perfettamente funzionanti, quindi sulle quali i ragazzi mettono le mani, li smontano, li rimontano, fanno simulazione guasti, verifica delle prestazioni, della sicurezza, e tutto questo comporta una manualità e una pratica che viene apprezzata ovviamente. I professori li analizzano già tra virgolette in questo periodo, poi durante il periodo di stage, visto che lo fanno questo stage presso multinazionali o aziende del settore, li analizzano ulteriormente, e quindi alla fine questi ragazzi sono già pronti dal punto di vista pratico per questo mondo di lavoro, e moltissimi di loro hanno già anche 2 o 3 offerte alla fine del periodo. E ha fatto bene a ribadirlo, perché come abbiamo sottolineato anche prima, poi alla fine è l'occupazione, lo sbocco finale, che insomma è praticamente garantito quasi al 100%. Ci fermiamo per la pubblicità, poi andiamo a vedere anche gli altri 2 ITS a tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock alla scoperta o riscoperta degli ITS. Abbiamo visto insomma tutte quelle che sono le opportunità che offrono, ma è bene ribadirle perché alle volte sono poco conosciute dai ragazzi e dalle famiglie, quindi è importante, come dicevano anche gli ospiti prima, scegliere quando si ha un quadro generale, un panorama completo. Allora vediamo se la regia di Fabio Di Bernardo ci aiuta con la grafica del sito, il sito del sistema ITS. Ecco, in questo sito potete trovare naturalmente i link per tutte e 4 le fondazioni del nostro territorio, e su queste poi trovare quelle che sono le date di selezione, alcune in corso, altre che stanno per partire, e anche quelli che sono tutti i corsi che vengono proposti con le novità, e quindi è importante dare un'occhiata a questo sito per riuscire a entrare bene nella galassia ITS. Andiamo alla scoperta anche del MIZ, vediamo nei loro laboratori l'ITS Malignani, insomma quello che succede lì, sempre con tecniche d'avanguardia, macchinari molto importanti. Sentiamo allora alcune voci. Qui all'interno del laboratorio dell'ITS Malignani abbiamo diversi robot. Un robot collaborativo, un altro robot collaborativo e un robot antropomorfo. Questi sono dei macchinari che sono sempre più presenti all'interno del sistema industriale, del sistema manifatturiero italiano. Grazie all'ITS Malignani io sono riuscito a entrare a contatto per la prima volta col mondo della robotica, e grazie alle conoscenze appunto che questi professori che vengono dal mondo del lavoro
sono riuscito anche ad applicarle poi nella realtà, andando nei miei 2 anni di tirocinio. I nostri corsisti imparano a programmare questi robot collaborativi, ma non solo, noi insegniamo loro ad integrarli all'interno di stazioni robotiche. Nei miei 2 anni di tirocinio dovevo appunto programmarli per poi riuscire a dare un riscontro al cliente per la fattibilità o per qualsiasi altra richiesta. Avendo fatto pratica direttamente con attrezzature di ultima generazione, sanno già muoversi, sanno già programmarle, sanno già utilizzarle. In questo modo loro saranno già in una posizione di vantaggio all'interno delle aziende di oggi e di domani. Si sono aperte un sacco di porte in quanto gli operatori con questa capacità sono in pochi ma anche molto ricercati. Grazie alle mie capacità e appunto a queste certificazioni ottenute qua all'ITS ho già ricevuto molte proposte di lavoro, ma devo ancora terminare il mio percorso di studi. Ecco, anche qui viene ribadito l'importanza intanto di avere tecnologie all'avanguardia e grandi macchinari, e poi anche, come ribadito anche da questo studente, le offerte di lavoro fiocchino. Sull'altro fronte invece, quello dei costi, e lo chiedo a Marconi, quanto costa studiare all'ITS? Ecco. La tassa di iscrizione è molto bassa, credo che sia intorno ai 200 euro, però non è quello il punto, dove ci sono anche delle borse di studio anche per favorire l'inserimento delle ragazze. I costi sono bassi, i costi sono molto bassi, inoltre vengono dati ai ragazzi anche dei kit, per esempio, no? Un computer, vengono dati dei kit di stampanti tridimensionali da realizzare, un kit di Arduino, per esempio. A tutti i ragazzi vengono dati questi kit proprio per dare la possibilità di addestrarsi anche fuori dal corso, a casa, quindi i costi sono veramente molto contenuti. Tra l'altro c'è la possibilità poi di fare l'apprendistato, quindi di frequentare lavorando, soprattutto il secondo anno, e questo già succede, è successo anche da noi, nella nostra azienda. I ragazzi vengono assunti con un contratto di apprendistato, quindi la mattina sono a scuola, frequentano l'ITS e il pomeriggio sono in azienda, quindi già cominciano a lavorare. Quindi succede ben prima della fatidica data del luglio della fine del corso. Nel caso di meccatronica, che è un settore ovviamente molto gettonato in regione per le numerose aziende che ci sono, la percentuale di ingresso nelle aziende è praticamente del 100%, quindi i ragazzi che escono hanno la garanzia di avere un posto di lavoro qualificato. Questo è molto importante, continuo a sottolineare, non si tratta di un posto di lavoro qualunque, ma di un posto di lavoro qualificato che dà un futuro importante, interessante, che sanno sfruttare, possono avere delle opportunità di carriera importanti. E poi lo vedremo proprio in un prossimo filmato. Qualche numero sul MIZ in questi anni, diciamo, è sempre stato più apprezzato, cioè i numeri che vi riguardano. È vero che voi siete, diciamo, a caccia di ragazzi perché lo richiedono le aziende, perché è un'alternativa importante, però piano piano diciamo che questa galassia, questo numero, come abbiamo sentito, chi è venuto all'ITS insomma si è trovato bene, riesce a convincere poi anche altri. Il passaparola comincia ad avere qualche effetto. Diciamo che il MIZ ha cominciato circa 10 anni fa, siamo più o meno al 10° anno, abbiamo fatto 29 corsi. In questi anni sono passati più di 500 studenti, nell'ultimo anno scolastico praticamente c'erano 200 allievi frequentanti, quindi sono numeri che cominciano a diventare interessanti. Non sono ancora i numeri necessari, ecco, questo è importante, per cui i numeri sono cresciuti sicuramente dai primi 25 ragazzi che hanno cominciato. Io ricordo molto bene il primo anno dell'ITS, dove era proprio una scommessa. Era proprio una scommessa, un inizio di un qualcosa di completamente nuovo, e da quel tempo le cose sono cresciute moltissimo e adesso sicuramente le strutture sono molto più consolidate che nel passato, anche se c'è ancora da fare in questo senso. Da parte del governo si sono sentite parole molto importanti in questo senso, anche lo stesso Presidente del Consiglio Draghi, che ha sponsorizzato questo tipo di formazione. Ricordo che in Germania, la Germania, che assieme all'Italia ha il settore manifatturiero percentualmente più alto sul PIL, quindi siamo intorno al 20%, sforna praticamente a 800.000 ragazzi che escono da queste scuole di formazione che sono uguali, che si chiamano Fachhochschule in Germania.
hanno fatto un'altra, però insomma... Noi ne abbiamo decine di migliaia. Però potremmo arrivare, pochi. non dico a quei numeri, ma insomma cominciare ad no, avvicinarsi. dovremmo arrivare a quei numeri, perché il settore industriale ha bisogno di numeri di quel tipo. Quindi questo c'è anche un altro problema legato crescere. a questo, però lo chiedo a Svek e poi andiamo a vedere anche l'ITS dell'Accademia Nautica dell'Adriatico, legato alle denatalità. Di fatto si sta ristringendo anche il bacino dal quale pescare. Questo vale per tutta la società, purtroppo. Guardi, io sarei felice se Elettroshock una sera, so che forse non sarà di interesse lo abbiamo fatto, espanso. se ci chiede una puntata sulla denatalità e sui modi anche per contrastarla. Ne abbiamo il titolo fatte. pomposo sarebbe geografia antropica e tutti pensano che si danno i numeri come se fossero previsioni così. La demografia è una scienza esatta, basta prendere l'ultimo rapporto della Comunità Europea del 2020 su quello che è l'andamento da qua al 2100, uno dirà il 2100 dal punto di vista delle epoche storiche domani. E noi già oggi abbiamo un problema in Europa, in Italia in particolare e nella nostra regione. La denatalità è un problema gravissimo che non si inverte il giorno dopo, ma ci vuole una fase molto lunga. Però, come si diceva prima, se abbiamo una scarsità di ragazze e di ragazzi non possiamo permetterci, non solo perché è giusto in termini sociali, ma anche dal punto di vista di quello che è l'interesse del sistema regione, non possiamo permetterci di sprecare neanche una risorsa. I ragazzi sono veramente risorse, possono dare tanto, al di là delle chiacchiere, hanno bisogno di un sistema che li accompagni, non soltanto perché c'è una ricchezza nel mercato del lavoro, ma anche per consentire a loro medesimi di immaginarsi una vita con una prospettiva di autonomia, cosa che in questo momento non c'è, ma potrebbe esserci. Non è un caso che peraltro noi siamo attrattivi, siamo la terza regione in Italia per attrattività extraregionale, anche perché le attività che facciamo noi, poi ne parleremo, insomma, soprattutto legate al mare, sono soltanto 4 accademie in Italia che le fanno, quindi noi abbiamo un 30% di ragazzi che vengono da tutta quanta Italia. E devo dire che tanti anche rimangono poi qui. Quindi se il sistema ITS FUG, che è di qualità, riuscisse anche a far questo, cioè a farsi conoscere di più all'esterno, con una campagna di promozione magari nazionale, non basta che il Presidente del Consiglio dica una volta, lì lo dice, è giusto così. Poi bisogna accompagnare, lei sa come funziona la promozione, non basta che noi da qui proponiamo. Credo che faremmo un grande servizio al territorio, alle imprese e ai ragazzi anche se venissero da fuori regione a studiare qui da noi. Siamo una regione peraltro che dal punto di vista della qualità della vita si lamenta solo chi non ha girato il mondo, abbiamo una qualità della vita molto alta, quindi non è un posto tra i più brutti dove vivere e quindi produrremo un fattore molto positivo che nel piccolo, per quello che riguarda noi, può invertire questa tendenza che, insisto a dire, è molto molto preoccupante. E allora, sperando che si riesca piano piano a invertire anche questa tendenza, andiamo a vedere quelle che sono le opportunità dell'ITS Accademia Nautica dell'Adriatico. Vediamo. Marchesi, siamo al Nautico a Trieste, un binomio, quello dell'istituto insieme all'Accademia Nautica dell'Adriatico, con questo simulatore. Cosa stiamo vedendo? Cosa stanno simulando i ragazzi? Qui siamo a Hong Kong oggi, stiamo facendo delle esercitazioni con i ragazzi che sono sia in presenza nei simulatori dietro ai nostri muri qua, nel nostro laboratorio qui presso Nautico di Trieste, sia connessi online direttamente che stanno vedendo quello che vedono i nostri ragazzi che sono sulle plance. E Hong Kong, situazione diciamo tranquilla, di traffico normale, anzi neanche tanto elevato. I ragazzi devono imparare a utilizzare tutti gli strumenti della plancia in ogni condizione, perché quello che sta accadendo qui è che loro devono gestire tutto. Non c'è un apparecchio della plancia che non venga gestito in questo volgarmente chiamato esercizio, che in realtà si chiama scenario. Il sistema non solo permette anche la registrazione di tutto quello che viene fatto per una successiva valutazione, verifica e valutazione delle competenze acquisite con i ragazzi. È una domanda scontata, ma quanto è importante per un giovane poter fare una simulazione di questo tipo? Direi che la simulazione è diventata un aspetto fondamentale nella formazione di un giovane, viste le tecnologie che si sono raggiunte. Il sistema che vedete qui
è addirittura, tra virgolette, vecchio, nel senso che la tecnologia raggiunge risultati veramente interessanti dal punto di vista del grado di realismo, sono richieste le normative internazionali, quindi è il primo approccio di vita reale che i ragazzi fanno. Il simulatore permette di fare una cosa, permette di sbagliare, e permette di sbagliare in maniera controllata, cioè il docente, il trainer prepara degli scenari e fa sbagliare i propri allievi per dimostrargli come sbagliando si impara. Quanto è importante un simulatore di questo tipo? Beh, sicuramente è importante, io posso dire che già lo conoscevo perché venivo qua a scuola, sicuramente vedere le cose in maniera pratica sicuramente dà un aiuto su quello che potrebbe essere il mondo che ci troviamo a bordo, ecco, insomma. Perché scegliere l'Accademia Nautica dell'Adriatico? Per me è importante scegliere l'Accademia perché comunque il mondo marittimo è un mondo complicato e, come detto prima, in continua evoluzione, quindi soprattutto a livello a cui siamo noi ora, quindi un livello praticamente basico, è importante avere qualcuno che ti segue e che ti sappia aiutare a crescere in un mondo completamente nuovo. Perché per quanto uno penso possa essere comunque stato al mare o in contatto con gente che lavora a bordo, non si è mai ritrovato lui in prima persona a bordo. Beh, sicuro io ho scelto l'Accademia Nautica perché secondo me è una porta fondamentale sul proprio futuro. Se si vuole intraprendere la carriera marittima è sicuro il percorso migliore da seguire per avere una formazione adeguata a quelli che sono gli standard attuali. L'Accademia rappresenta sicuro la via migliore. E come abbiamo visto da queste immagini si può ben capire, come diceva Zvek prima, perché vengono gli studenti anche da fuori. Ci fermiamo per l'ultima pausa di pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti ancora del sistema ITS. A tra poco. Ecco, prima della pubblicità siamo entrati nella galassia dell'Accademia Nautica dell'Adriatico, che propone quello che abbiamo visto e anche molto altro, Zvek, vero? Quindi sono ufficiali, allievi ufficiali di coperta. Dobbiamo dire che forse è la cosa più affascinante dal Sì, punto di vista del contributo video. Adesso è la più antica, perché nasce come idea nel 1753, con l'Imperiale Regia Accademia di Matematica e Nautica. Sì. Quindi sono allievi ufficiali di coperta, poi abbiamo il simulatore per gli allievi ufficiali di macchina, che hanno un altro tipo di gradi. Devo dire come curiosità, è chiaro che il simulatore è fisso, si muove lo schermo, però vi assicuro che un giorno vi porto, se non mi credete, simula anche il mal di mare, cioè vi fa. Non sarebbe per me. Bene, e adesso ne compreremo uno nuovo di nuova generazione. Poi abbiamo il corso per macchinisti ferroviari, che sta andando molto bene, che lo teniamo a Gorizia. Tutti i ragazzi e le ragazze vengono in divisa, cambiano solo le mostrine, ma a seconda della specialità. Abbiamo il corso di logistica in Interporto Pordenone e a Trieste, e poi il corso per progettazione navale sempre a Trieste. Quel corso è un laboratorio tutto suo che in sostanza sono le stesse macchine che adopera Fincantieri piuttosto che altre aziende, quindi macchine piuttosto articolate, perché ormai non c'è più il progettista Corighello, si progetta tutto in via. E da quest'anno, anche sulla scorta di alcune esperienze, partiamo con il corso di Cyber Security in ambito marittimo portuale, che lo facciamo peraltro anche in collaborazione con l'Alto Adriatico, perché ci sono varie attività da poter fare insieme, e io credo che il futuro per tutti quanti noi sarà di fare nuovi corsi oltre quelli consolidati. Credo che non c'è bisogno di far nascere in altri ITS. Penso invece che noi abbiamo margini per lavorare assieme le 4 fondazioni, anche per individuare un corso una volta piuttosto qua, piuttosto che là, e gestirli insieme mettendo le risorse a fattor comune. Penso che sia una carta vincente, credo che quando si deciderà come investire il 1,5 miliardi, che io spero ci sia, perché siccome se ne parla continuamente, anzi facendoci qualche danno, perché volete voi finanziamenti per tutte le strade? Tanto avete il 1,5 miliardi. Ma quando verrà stabilito il modo di impiegarlo, credo che il sistema ITS FVG, per qualità dei corsi, per quantità dei corsi e per le aziende partner, che da noi sono vere, d'altre parti non so se sempre le aziende che aderiscono poi si comportano di conseguenza, credo che noi dovremmo essere aiutati per fare quello che diceva adesso
il mio collega del Malignani, creare sempre più massa critica. Bisogna costruire un sistema che abbia una sua proiezione per i prossimi 20 anni, non tamponando le faglie che ci sono, e farci conoscere. Io sono, nonostante tutti i problemi, ottimista e credo che quest'anno sarà un anno di svolta, è il più difficile. Perché i ragazzi vengono da 2 anni in cui sono sbalestrati, in cui le competenze e le conoscenze sono state ridotte. Noi faremo dei corsi di allineamento tutti quanti per aiutarli a intervenire, ma credo che se superiamo e scavagliamo quest'anno, il futuro è un futuro, non dico di gloria, ma insomma, almeno la cronaca passeremo, se non è la storia. Ce lo auguriamo. Sentiamo anche quali sono le novità degli altri ITS. Al Volta c'è qualcosa di particolarmente nuovo? Al Volta svilupperemo due corsi classici, quello per il tecnico delle apparecchiature biomediche, che quindi fa le apparecchiature elettromedicali in senso stretto, e quello dell'informatica biomedica. L'informatica biomedica, quindi l'informatica che si occupa di sanità dal punto di vista proprio stretto di sanità, quindi è un dispositivo medico equiparato a un'apparecchiatura biomedicale, quindi ha tutta una sua logica e una sua normativa che lo rende diverso, diciamo, dai software tradizionali. Quindi diciamo, noi abbiamo queste due figure: il tecnico che si occupa di installazione, collaudo, manutenzione, verifiche di sicurezza delle apparecchiature biomediche in senso stretto, e invece il tecnico dell'informatica biomedica che si occupa della progettazione, sviluppo e della parte software. Software che è presente sia nelle apparecchiature, perché ormai tutte le apparecchiature hanno software, sia nel collegamento d'interfaccia fra le varie apparecchiature per formare i sistemi, tipo sistemi di monitoraggio, sia per collegare l'apparecchiatura ai database in cui si archiviano le immagini radiologiche, i segnali ECG e tutto quanto, sia software di collegamento fra i vari impianti, ad esempio, e le case madri, perché diciamo, i grossi impianti sono collegati con la casa madre, col fornitore, in modo tale da poter fare ad esempio aggiornamenti direttamente senza la presenza del tecnico, diciamo, della casa madre, o fare diagnostica in questo caso. E quindi anche su questo fronte, insomma, diciamo, consolidate. E oltre a questo c'è anche tutta la parte cartella clinica informatizzata, il sistema informativo ospedaliero che gestisce tutti i flussi dei dati, tutte cose che si stanno sviluppando e che devono essere sviluppate. Abbiamo visto appunto anche nel periodo di Covid quanto siano importanti per dare una gestione razionale ottimale, diciamo, del sistema. Ecco, Marconi, per quanto riguarda il MIZ, insomma, siete sempre in movimento, non mancano i corsi lì, quindi... Il MIZ, diciamo, ci sono 2 novità quest'anno. Allora, partiamo con i corsi storici, che sono la meccatronica, che è stato proprio il corso di base assieme al manutentore aeronautico, e poi la meccatronica si è esplosa in 2 indirizzi, uno meccatronica robotica e l'altro più sull'additive manufacturing, quindi più aspetti di produzione. Quest'anno introdurremo un nuovo indirizzo che è Smart Automation, quindi diciamo, ci rivolgiamo a tutto quello che è il mondo un po' della digitalizzazione in fabbrica, intesa come applicazione di sistemi di controllo. E poi ci sono 2 corsi nuovi che sono i responsabili di produzione agraria, quindi la tecnologia applicata nel settore dell'agricoltura, molto importante, anche lì c'è molta tecnologia, c'è un'evoluzione in corso, e non ultimo di grandissima attualità quello di Energy Specialist, cioè tutta l'area di quello che sono la gestione delle energie, inteso come gestione e riduzione dei consumi energetici, impiantistica legata agli aspetti dell'energia, molto importante per le aziende, sappiamo, per la riduzione delle emissioni inquinanti. Quindi direi un'offerta comincia a diventare molto ampia, che copre parecchie esigenze di quelle che sono le necessità delle aziende del territorio. Andiamo all'ITS Alto Adriatico, novità mi pare anche sul fronte del mobile. Sì, parto da una premessa che l'informatica, credo sia sotto gli occhi di tutti, pervade il mondo, l'universo, eccetera. C'è un obiettivo strategico, quello che è ripreso anche dai piani nazionali, Industria 4.0, eccetera, che certifica anche che questo obiettivo, quindi la formazione in informatica, l'investimento in informatica, è strategico per rendere competitive le imprese. Da qui i corsi nostri, alcuni ma non esaustivi, naturalmente perché, come dicevo, è un mondo talmente vasto dove si parla sullo sviluppo del cloud, sulla Industria 4.0, digitalizzazione, e le novità sono dedicate al mobile e si sta vedendo anche sul tema del vetro. Però per i contenuti tecnici
tecnici rimanderei più certo, alla visione del sito, perché è giusto che i ragazzi vedano questa cosa. Assolutamente. Quello che mi sento però di dire è che gli ITS sono molto interessanti perché sono, la piccola parentesi, magari anche economici per le famiglie nello studio, ma sono sicuramente interessanti per i ragazzi perché, come dicevamo, mettono subito le persone nella produzione e danno sbocchi professionali dove non ci si annoierà mai, nel senso che nell'innovazione è impensabile di dire sono arrivato alla fine del mio percorso di formazione, anzi forse si impara ad imparare, perché nelle aziende poi è costante, le aziende che vogliono rimanere sul mercato, quindi produrre e dare posti di lavoro, è normale che la crescita anche culturale, quindi innovativa all'interno ci sia sempre, quindi quello che mi sento veramente di dire, ragazzi, l'ITS è vietato a chi vuole annoiarsi. Direi che è una scuola dedicata veramente a chi vuole entusiasmarsi nei 2 anni di partenza, ma soprattutto anche poi quando troverà sbocco professionale, e le percentuali, come abbiamo detto, sono molto interessanti, quindi il lavoro, perché ha voglia di esercitarlo, è praticamente sicuro, ma permette di arrivare in posti e in aziende che daranno sempre fantasia, mai noia e opportunità anche di crescita. Io vedo nelle aziende di informatica dove ci sono dei ragazzi magari da solo 2 anni assunti dopo aver fatto l'ITS, sono già team leader e quindi è un'opportunità che viene data a prescindere dal titolo di studio, ma proprio dalla capacità che poi ha il diplomato di esercitare le proprie competenze e le proprie passioni nel luogo dove è andato a finire. Un ultimo appello, nel caso nostro, non so esattamente la situazione degli altri ITS, ci sono poche ragazze che si iscrivono. È una cosa tutto sommato che dispiace, anche perché quelle che abbiamo visto nella mia azienda, nelle altre aziende, sono veramente brave, skillate e appassionate, quindi un appello che mi sento di dire anche alle giovani donne, alle ragazze: non abbiate questa diffidenza su alcune materie, anzi ci sono dei luoghi in cui la sensibilità, la fantasia, che è più tipica magari rispetto alla nostra grettezza maschile, può trovare grandissima soddisfazione, perché lo sviluppo del software può essere molto più interessante di quello che si pensa. Ecco, ha toccato 2 temi importantissimi che sicuramente accomunano tutti gli ITS, che sono: uno, che non ci si annoia mai e ci si può fare carriera, e 2, il tema delle ragazze, perché gli ITS sono assolutamente per le ragazze. Allora prendo spunto da queste sue parole per farvi vedere questo contributo con il quale chiudiamo, poi naturalmente ci salutiamo, per far vedere come è possibile fare carriera anche da ragazze se si è fatto l'ITS. Vediamo questo esempio in Brovedani. La partnership con l'ITS Malignani in particolare nasce nel lontano 2011. Tendenzialmente ogni anno sono dai 5 ai 10 i ragazzi che attraverso il Malignani, l'ITS Malignani, vengono a fare un percorso all'interno dell'azienda, specialmente un percorso estivo. In alcuni casi, in 3 casi in particolare, abbiamo avviato dei percorsi di apprendistato di alta formazione che permettono ai ragazzi di fare fondamentalmente la mattina in aula e il pomeriggio qui da noi, per 4 pomeriggi a settimana fino agli esami. Ho conseguito il diploma nel 2016 all'ITS e dopodiché ho iniziato un periodo di tirocinio in Brovedani, dove ho da subito iniziato a occuparmi della parte di controllo qualità. La meccanica non è più solo lo sporcarsi le mani o la parte di tornitura o tutti quei concetti che comunemente abbiamo, ma ci sono un sacco di attività come problem solving, gestione dello scarto, monitoraggio degli scarti, miglioramenti continui. Alla fine del 2020 mi è stata data l'opportunità di diventare responsabile di stabilimento e quindi tuttora adesso mi occupo sia della parte di controllo che della parte di assicurazione, ma come responsabile, gestendo un piccolo gruppo di persone e cercando di ottenere tutti gli obiettivi che ci vengono dati dall'azienda. La preparazione che l'ITS Malignani dà a questi ragazzi è un connubio di teoria e di pratica, amplificato da poi la presenza in azienda, ed effettivamente è, per quanto ci riguarda, ciò che di meglio c'è tra un percorso tipicamente di ITIS e un percorso universitario. È la somma perfetta tra la teoria e la pratica. Ecco, con queste parole, che credo che siano un ottimo spot per il sistema ITS, io ringrazio moltissimo gli ospiti che sono stati con noi proprio in rappresentanza dei 4 ITS del Friuli Venezia Giulia: Paolo Santin, Bruno Zvec, Gianfranco Marconi e Mauro Tommasini. Grazie molte, ricordo naturalmente ai ragazzi e alle loro famiglie:
Se questa puntata non vi è bastata, andate sul sito del sistema ITS Friuli Venezia Giulia, lì troverete altre risposte, contattate, chiedete, chiamate, chiedete altre informazioni, perché è un'opportunità assolutamente da sfruttare e ne vale la pena. Questa puntata di Elettroshock termina qui, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è a mercoledì prossimo. Arrivederci.